Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io e non soltanto di te. Va ora in onda Pop Economia Rumore. Alessandra, a te la linea. Grazie cara Sveva dalla regia, e sulle note cominciamo oggi di Lucio Battisti, il grandissimo Lucio, ancora tu e già ancora noi, perché abbiamo imparato insieme, cari amiche e amici di Radio Libertà e di Pop Economia Rumore, che il martedì è giornata assai bollente per quanto riguarda l'economia, giornata sì di conti, ma giornata di politica economica oggi più che mai, oggi assai incandescente. E tra poco rumore 16:30, parliamo di un altro caso sconcertante di ingiustizia ingiusta. State con noi, ormai sapete come fare, potete andare sulla TV, sul 252 del digitale terrestre, oppure su ogni app, su ogni device che preferite, sulla Radio DAB ovviamente. E già perché oggi tutti i riflettori sono puntati sulla telefonata Trump-Putin, che dovrà avvenire proprio a minuti, e poi Giorgia Meloni, la Premier, sta riferendo proprio ora in Senato in vista del Consiglio europeo su Ucraina e riarmo UE. Ha detto poco fa, rafforzare la difesa non vuol dire solo comprare armi, siamo ovviamente al fianco di Kiev, tra le tante cose su cui ha calcato e che ha ribadito. E ancora tu, alias, indovinate un po', Mario Draghi, e già perché l'ex presidente del Consiglio torna per la prima volta appunto, non più da presidente del Consiglio, in Senato, aula COC del Senato. E durante una lunga audizione sul rapporto per la competitività della UE, un rapporto al quale Mario Draghi sta lavorando da molto tempo, insomma ha detto molte cose. In sintesi, vediamo un po' quelle principali. La UE, ha detto, è sempre più sola, i costi dell'energia sono troppo alti e vanno a vanno a mettere a rischio molti settori chiave per la nostra economia. E poi il calo delle bollette, lo sapete ormai, ne parliamo ogni martedì, sarà determinante per il rilancio della competitività dell'Unione Europea. Ma una cosa su tutte ha detto, anzi direi ha ridetto: bisogna fare debito, serve fare debito comune. E a proposito di debito, sapete oggi che giorno è? È il giorno in cui la Germania sta votando, proprio oggi, proprio tra poco, sul debito, cioè il Bundesbank vota per allentare il freno del debito. E poi sale, indovinate un po' cosa? L'oro. E questa febbre dell'oro a cosa ci porta? E allora, ancora in oro, e con grande piacere, per capire ancora meglio come vanno le cose, do il ben ritrovato, il benvenuto al giornalista economico, grande giornalista economico della Verità di Panorama, Nino Sunseri. Ciao Alessandra, sei sempre molto cara e molto gentile. Certo, la giornata si presenta estremamente ricca di avvenimenti che potrebbero dare una svolta
Piatto veramente ricco, Nino, piatto ricco e importante. Tu sarai preziosissimo come sempre. E saluto anche Buddy Fox, un amico ormai di questa trasmissione, lo conoscete, grande esperto di borsa e mercati, panino e listino, la sua rubrica fortissima, vi consiglio di guardarla. Caro Buddy, come stai? Abbastanza bene, non ho belle notizie, però grazie per l'invito lo stesso. Ma insomma, dalle brutte notizie poi si capisce ancora meglio l'andamento e vediamo un po' quali saranno queste brutte notizie. E allora io comincerei proprio con te, perché i mercati in questi giorni denotano una calma piatta, mi sbaglio o no? In attesa appunto di questa famosa telefonata Trump-Putin e poi il debito, no? Il debito in Germania. Che cosa succede in Germania? Perché questa oggi potrebbe essere una giornata storica? E poi veniamo alla febbre dell'oro. Questo mi dà l'assist per poi parlare con Nino Sunseri del tema dei temi, il debito. Vai Buddy, vediamo quali sono queste brutte notizie. Allora, inizio dalle peggiori per poi andare verso il meglio, insomma, così è più digeribile. Allora, sicuramente passerò per la Cassandra di turno o per il Noria Rubini dei poveri, però questa grande notizia della Germania che molto probabilmente voterà l'abolimento del freno al debito, dal mio punto di vista è la pietra su cui sarà costruito l'edificio della futura crisi. Questo edificio si chiamerà debito, ma perché il debito può diventare un problema? Perché il debito, se c'è la crescita, il debito non viene visto, perché immaginiamo una persona che ha delle proprietà, dei possedimenti, ha un lavoro, quindi ha uno stipendio, ha un mutuo, quindi ha un debito, però non è, per la banca non è un problema, perché ha delle proprietà che danno da garanzia e ha uno stipendio con cui può pagare le rate di questo debito. Però immaginiamo che inizia a avere una svalutazione di queste proprietà e mettiamo perdere il lavoro, in questo caso il debito, il mutuo, in questo esempio diventa un problema, perché come lo pago? Punto di domanda. E allora, venendo al caso del debito a livello economico, il debito degli stati, finché l'economia va, non c'è la recessione, il debito è accantonato. Quando però inizia ad arrivare la recessione, e l'abbiamo visto nel nostro caso, e l'abbiamo pagato noi e ce lo ricordiamo bene, credo il 2011, il debito diventa un problema. In quei casi lì, più il debito è grande, più lo Stato in questione è a rischio. Allora io penso che se lo Stato, Germania, che è quello che più ha resistito alle tentazioni sul debito e quello che era stato criticato per essere il paese austero nei momenti di difficoltà in cui invece bisognava fare debito per salvare noi, per salvare la Grecia, per salvare la Spagna, il Portogallo, era stato reticente e anzi ci aveva bacchettato che dovevamo risparmiare, dovevamo ridurre il debito anche nei momenti più difficili. Adesso la Germania decide di cadere in tentazione e fare debito. Ora ricordo che la Germania è il paese, uno dei pochi, che ha ancora la AAA nel rating. Cosa vuol dire? Immaginiamo un alunno che va a scuola, la pagella 10 come voto. Ecco, mentre noi siamo intorno alla sufficienza per avere un... Nella mediocrità, nell'aurea mediocritas direi, Buddy, la sufficienza. Esatto. Ora la Germania rischia di perdere questo 10 e mano a mano che si va avanti e si aumenta il debito e prima o poi, è inevitabile, arriverà una recessione, il debito diventerà un problema per tutti. Però dobbiamo pensare anche a un'altra cosa. Adesso c'è lo spread che... Ecco, ma che fine ha fatto, Buddy, me lo chiami tu, lo spread di Montiani a memoria? Perché lo spread, ve lo ricordate voi, non lo nomina più nessuno. Tu l'hai nominata questa parolina che ci ha fatto, ci ha tormentato, ci ha torturato. Che fine ha fatto lo spread? Adesso saliamo di livello perché arriviamo alle buone notizie per noi. E dai, lo spread allora, che nel 2011 era intorno ai 600 punti, cioè detto in parole semplici, i nostri BTP rendevano intorno al 7% al massimo della crisi, mentre quelli tedeschi rendevano l'1%. Ricordiamoci che il rendimento è figlio del rischio, quindi più alto è il rendimento, più è alto il rischio. Quindi noi avevamo un rischio elevato, rendimento alto, la Germania un rendimento basso, rischio basso.
dai 600 punti adesso siamo a 100. Questa per me è la notizia vera di giornata. Però c'è un'altra faccia della medaglia. Quindi lo spread viene visto come la febbre, come il termometro. Se sale, la febbre aumenta, se scende, la febbre diminuisce. Però l'altra faccia della medaglia è il rendimento, perché lo spread è la comparazione di due rendimenti. Il nostro BTP oggi rende il 4% circa, quello della Germania, che era l'1% nei momenti di maggiore crisi perché era il paese salvataggio, oggi si sta avvicinando al 3%. Difatti sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa c'era il Bund mette il turbo ai rendimenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli investitori dalla Germania adesso pretendono un rendimento maggiore, perché la Germania sta diventando un paese un po' più a rischio. Allora chiudo con questo esempio per far capire. Chiudimela che poi adesso ci sono altre notizie che mi vengono qui dalle agenzie. Vai Buddy, vai. Sì, chiudo con questo esempio. Immaginiamo i mercati finanziari come un grande Luna Park. Il gioco delle freccette lo conoscono tutti. Più è grande il bersaglio, quindi più è grande il debito, più è facile fare centro, e per la speculazione più è facile andare a cercare il rendimento. Ora, più il debito si ingrandisce, più il bersaglio diventa grande. Noi Italia abbiamo il bersaglio più grande di tutti. La Germania rischia di avere un bersaglio che da piccolo piccolo inizia a diventare grande. Se l'economia inizia a cedere, tutti questi bersagli diventeranno l'assalto della speculazione. Quindi per questo non va bene aumentare il debito. Non va bene, non va bene. In questo momento Trump e Putin sono al telefono. Ecco qui la notizia. E chissà come sale il rischio, oppure come sale la tentazione, oppure come sale la tensione. Vediamo un po'. Speriamo ovviamente in buone notizie. E caro Nino, hai sentito? Non va bene, dice Buddy Fox, non va bene perché la Germania cade in tentazione. E allora io con te voglio venire al fuoco dei fuochi, non al focus, ma al fuoco dei fuochi. Perché stamane Mario Draghi ha detto, lo accennavo prima, ma lo ribadisco, bisogna fare debito, serve fare debito. E allora ti dico semplicemente, Draghi, questo è un mantra draghiano, non è la prima volta, non è una notizia, ma lo ha ribadito in audizione in Parlamento. E Draghi cade in tentazione? Questo debito, che tipo di debito è? In un paese poi come il nostro, perché se dobbiamo farlo noi questo debito dobbiamo capire bene cosa facciamo, cosa dobbiamo aspettarci. In un paese come il nostro che sfiora i 3.000 miliardi di debito, in questa trasmissione lo diciamo sempre, vediamo spesso il contatore del debito. Spiegaci un po', che debito è questo? Debito buono, debito cattivo? Chiariscici. Ma tanto volevo dare un saluto a Buddy, col quale mi legano antichi rapporti di amicizia e direi quasi di affetto, e quindi quello che dirò adesso, non essendo totalmente d'accordo con lui sul discorso del debito, e questo mi ricollego appunto alla domanda della cara Alessandra, il problema è chi fa questo debito e a che cosa serve. Allora, se il debito è nazionale è un discorso. Se il debito, come probabilmente sembra, viene fatto dalla Commissione europea, come aveva fatto per il PNRR, è tutt'altro discorso. Se lo fa nel primo caso, diciamo, se lo facciamo noi, che cosa succede se dovessimo farlo noi, Italia? Allora, se dovessimo farlo noi, certamente c'è un problema chiaramente di spazi per alzare il debito. Lo ha detto anche il ministro Giorgetti ieri, non lo so, io mi ricordo più, comunque noi di spazio ne abbiamo abbastanza poco. Se dobbiamo aumentare il debito
per armarci, certamente dovremo fare dei tagli da un'altra parte, a meno che appunto, come dice Baddi, non c'è una crescita formidabile che purtroppo in questo momento non si vede. Le stime dell'Ocse di ieri ci danno allo 0,7%. Però il problema è appunto a che cosa serve questo debito. Allora io personalmente credo di averlo già scusami Nino, mi riconduco a quello che dicevi tu. Tu parlavi del ministro Giorgetti, ho ritrovato la dichiarazione, il pezzo. Dice Giorgetti proprio 12 marzo, quindi giorni fa: non aumentare il debito, a rischio la stabilità finanziaria. Ha ammonito su questo, ma Giorgetti lo ha fatto spessissimo, quindi per ricondurmi a ciò che dicevi poc'anzi. Sì, dico, se il debito, cioè l'Italia ha oggettivamente scarsi spazi per aumentare il suo debito. Il grande pregio di questo governo è stato quello che comunque in 3 anni praticamente ha tenuto i conti estremamente in ordine, non ci sono stati voli pindarici, scarsa fantasia, forse qualcuno sostiene addirittura una quasi ragionieristico. Comunque, se il problema dello spread che tu hai appena richiamato non c'è più, è anche per questo, cioè noi siamo scesi intorno, adesso gli ultimi della giornata non ce l'ho, ma dovevamo essere intorno a 109, 110. È presumibile che nello spazio di qualche giorno, non credo nemmeno qualche settimana, ma proprio qualche giorno, anche in relazione a quello che sta votando la Germania, mi aspetto che arrivi a 100 e vada e possa andare sotto. Quindi il debito, sicuramente la Germania può permettersi il lusso di farlo lei sulle sue finanze, l'Italia molto di meno. Se il programma di riarmo va avanti, dovranno essere utilizzate inevitabilmente risorse europee, perché comunque l'Europa ha spazio di indebitamento molto più ampio del nostro. E quindi poi sento parecchie polemiche sull'utilizzo di questo debito per armarsi. Sì, serve per armarsi, e personalmente sono anche favorevole, nel senso che cioè bisogna armarsi per non usare queste armi. Per un fatto di deterrenza, dici tu, Nino. Di deterrenza assoluta, cioè quelli che dicono chi si arma poi fa la guerra, non è vero. Cioè la pace in Europa dalla seconda guerra mondiale in avanti è stata mantenuta dalla deterrenza, che era una deterrenza prima nucleare e poi di armi tradizionali. L'Europa non si fa la guerra perché poi se i russi dovessero mai fare la guerra alla NATO, poi avrebbero la risposta. Quindi armarsi è la migliore polizza di assicurazione sulla pace. Queste armi, certo, poi fra 20 anni verranno buttate, ci sarà probabilmente cambierà il parametro e quindi ci si chiederà il disarmo globale, come è successo. Però senza le armi, il vecchio detto latino si vis pace parabellum, se vuoi la pace, pace parabellum è sempre valido, dici tu. È sempre valido. Capito il debito nostro quale potrebbe essere, il debito europeo ci hai chiarito un po', Nino.
Cara Cassandra Baddi, ma l'oro che sale, questa febbre dell'oro, è positiva? È davvero positivo questo rialzo? O c'è qualcosa di negativo anche qui dietro? Ce lo spieghi? Premetto che da Nino ho sempre da imparare, e quindi tutte Tutti le noi. cose che mi dice io le prendo sempre. In giornate così difficili, così calde, è per questo che Nino è con noi, che io lo chiamo sempre, lui gentilmente accetta. Ricordo Prego, sempre Baddi. che io ho iniziato a leggere Nino Sunseri quando mi sono appassionato di borsa, quindi gli devo sempre qualcosa per avermi. Poi adesso sto diventando magari un po' bricconcello perché faccio la Un po' Cassandra, Cassandra, vero? Un po' però, Cassandra. tornando all'oro, l'oro è sempre stato criticato, è sempre stato visto dagli investitori e dagli analisti come una cosa tipo detta proprio terra terra, se compri oro sei uno sfigato, perché i mantra che ripetevano ogni volta erano: non ti protegge dall'inflazione, l'oro parecchi anni rimane in letargo e non si muove mentre le borse salgono, le obbligazioni guadagnano, non ti dà una cedola come ti danno le obbligazioni, non ti dà un dividendo come ti danno le azioni, perché compri oro. Però io ricordo una cosa, e sono numeri. Sono passati 25 anni esatti da quando è scoppiata la bolla internet del 2000, era il marzo del 2000, siamo nel 2025 e l'oro dal 2000 a oggi in 25 anni si è rivalutato del 1000%, non un rendimento casuale o di poco conto. E ricordo anche che nel 2000, o forse era il 1999, Gordon Brown, che era il cancelliere del governo Blair, che era un governo super considerato uno dei migliori, decise, siccome l'oro era sempre fermo, di vendere una grossa quantità dell'oro dell'Inghilterra. E il prezzo di vendita fu sotto i $300, quindi immaginate quante risorse ha perso l'Inghilterra e l'Italia fortunatamente le ha mantenute. Però oggi l'oro invece viene comprato e nonostante venga ancora, a mio avviso, in modo errato etichettato un bene rifugio, continua a salire. La mia spiegazione è semplicemente una, e ritorno all'argomento principale con cui abbiamo iniziato la trasmissione, è che l'oro non ha debito, come il Bitcoin e come l'argento. Rende bene e non ha debito, Baddi. L'oro rende bene e non ha debito. Così? Hai fatto la sintesi perfetta. E dal mio punto di vista è per questo che continua a essere comprato e molto probabilmente continuerà a salire. Ecco, in questo momento sto leggendo, vorrei commentarle insieme a voi, le agenzie: colloquio Trump-Putin in corso da un'ora, sta andando bene, dicono le agenzie, e von der Leyen dice l'Europa deve prepararsi alla guerra. Non so se questo piacerà molto agli ascoltatori e ai cittadini, perché in questo anche l'opinione pubblica è molto divisa. Stavo leggendo, c'è un sondaggio Demos, qual è la percezione degli italiani sulla guerra e sulle azioni belliche. Beh, insomma, gli italiani non sono favorevoli alla guerra, pensano che questi soldi potrebbero andare spesi diversamente, Nino, e forse siamo tutti un po' stufi di questo. Ovviamente tu hai spiegato benissimo, no? Il caso della deterrenza, hai spiegato perfettamente che cosa significa: mi metto al sicuro adesso per non andare in guerra dopo. E diciamo un po', cerchiamo di, che cosa commenti tu su questa telefonata Trump-Putin a livello economico? Che cosa può succedere? C'è la daziofobia che impera, no? Lo vediamo tutti i giorni, i titoli dei giornali sono tutti i giorni sui dazi. Tu, Nino, che dici su questo? Allora, Alessandra, che la telefonata vada bene mi sembra anche assolutamente scontato. Poi che cosa intendiamo per bene, vediamo un po' cosa intendiamo, certo. Alla fine, però certo che non si prendano cioè che non ci sia il bis della scena di 2 settimane fa con Zelensky, questo è evidente, ma anche per un fatto semplice, cioè che prima di arrivare a questo gesto plateale della telefonata è evidente che le diplomazie gli Sherpa, come dicevamo prima, sono stati a lavorare a testa, ecco. Esatto. E quindi hanno costruito un copione. La scena perfettamente. Detto ciò, e quindi questo è per cui dico, poi domani mi aspetto. Ci si è frizzato Nino? Ci si è frizzato Nino? Baddi, mannaggia, che dispiacere. Vediamo un po' se riusciamo a riprenderlo, Sveva. Eccolo, Nino.
Nino, ti sei frizzato un attimo su Trump e Putin, sei caduto, però adesso ti sei rialzato, forza. Eccoci. Economicamente, diciamo una cosa economica, una battuta su questo, sono già le 16:27, come corre con voi il tempo? Significa che il tempo è speso bene, insomma, a livello di spiegazione e notizie. Corre, prego Nino. Ma no, sai, i dazi sono una tattica negoziale, come dicono in tanti. Trump non va preso non va preso alla lettera, ma va preso sul serio. Quindi tutto questo discorso sui dazi sono soltanto degli strumenti negoziali per ottenere in maniera un po' brutale quello che lui considera essere il meglio per gli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti, per l'America, per fare di nuovo ancora grande l'America, come dice lui. Dopodiché, Nino, che cosa noi dobbiamo aspettarci in Italia? Noi? Assolutamente nulla. Perfetto. Nulla, cioè tutto quello che tutti questi dazi sul vino, lo champagne, cioè è chiaro che fa parte di una strategia negoziale che non riguarda tanto l'Italia, riguarda tutta l'Europa. Trump vuole imporre alcune condizioni all'Europa, poi andremo a vedere se buone o cattive, e mette sul tavolo appunto la famosa spada di Brenno per fare sbilanciare l'asticella, insomma, per sbilanciarsi un po'. Perché si alzi un po', così poi dall'altra parte l'oro per riequilibrare la bilancia bisogna metterne di più per equilibrare il peso della spada. Ma io francamente non riesco a vedere un futuro nero su questo, quindi mettiamo da parte la daziofobia. Chiaro, tu questo Nino ce lo hai spiegato molte volte. Noi stiamo uscendo da 2 anni con delle guerre alle porte di casa, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina, che in altri tempi, i miei capelli bianchi mi ricordo quando c'erano gli scontri, le guerre in Medio Oriente, il prezzo del petrolio che triplicò in una settimana o quasi, portando tutto il mondo occidentale in una grande crisi. Adesso da 2 anni si sparano gli Houthi, tirano missili più o meno fasulli contro le portaerei americane e non succede assolutamente niente. Poi un giorno ci sarà la catastrofe, però come dire, tutti quanti un giorno o l'altro dovranno morire di qualcosa. Speriamo noi di non dover morire economicamente. Carissimi, io vi saluto, vi ringrazio. Purtroppo sono ai 30, come dicevo prima il tempo vola. Buddy, ti aspetto per le analisi sulla borsa quando vuoi, a breve, a brevissimo, perché le borse sono un termometro importantissimo per noi e come le fai capire tu è fondamentale. Grazie e un abbraccio carissimo a Nino Sunseri. A presto. Ciao a tutti voi. Un caro saluto a Buddy. Altrettanto. Ciao, ma a presto, a presto. Ciao. Rimanete con noi che entriamo subito in rumore. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. Tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca
Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Ho fame anch'io, e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so cosa tu vuoi sapere. Nessuna no, ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, 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 rumore. Va ora in onda Rumore. Alessandra, te la linea. Grazie Sveva, sono le 16:34 e ancora io, ancora noi, questo è Rumore. Io sono sempre Alessandra Mori. Secondo blocco di Pop Economia, questa trasmissione che parla di economia sì, ma anche di storie eclatanti, di attualità, di quelle storie sconcertanti che fanno rumore. Solo qualche settimana fa, insieme a Giudo Coinarca, abbiamo raccontato e siamo tornati su un caso davvero rumoroso, sconcertante, che però il mainstream non ha trattato con la giusta misura, a nostro avviso. Cioè, a questi casi il mainstream non dà la giusta vetrina. Qual è questo caso? Quello di Beniamino Zuncheddu, lo ricorderete, noi a Beniamino mandiamo proprio adesso un grandissimo abbraccio perché Beniamino ormai è diventato per noi una persona di famiglia. Ebbene, Beniamino Zuncheddu, lo ricorderemo, me lo ricordo io, accusato di triplice omicidio, un omicidio che non ha mai commesso, 30 anni di ingiusta detenzione. Si è detto il caso giudiziario più sconcertante della storia e ancora aspetta il giusto risarcimento. Oggi torniamo su un altro caso che fa rumore, un lungo calvario cominciato nel 2003. Prima lui aveva 400 dipendenti, si tratta di un imprenditore salernitano, 10 anni di battaglia giudiziaria, assolto poi con formula piena, un calvario, lo sottolineo e lo ripeto, siamo nel 2025, ancora non ha il giusto, l'adeguato, non ha proprio il risarcimento dei danni subiti. E lui è Lorenzo Maiolica. Benvenuto Lorenzo, è qui collegato con noi. Lorenzo, buonasera. Ci senti? Sì, sento. Buonasera e buon pomeriggio. Ecco, con noi, buonasera Lorenzo, con noi Irene Testa, che saluto e ringrazio, impegnatissima su questi temi difficilissimo, e promotrice, lo ricordo, di un disegno di legge, di iniziativa popolare, promosso appunto da Irene e dai radicali, per far sì che tutte le vittime di errori giudiziari abbiano un risarcimento in tempi giusti, in tempi rapidi. Benvenuta, bentornata Irene. Grazie Alessandra, grazie a Radio Libertà anche per il lavoro che sta facendo di supporto, diciamo, a questa iniziativa. E vediamo un po' se la senatrice Erika Stefani, che ringrazio e che saluto, mi dicono di sì, è collegata. Erika Stefani, capogruppo della Lega Commissione Giustizia Senato. Senatrice, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi tutti, grazie per l'invito.
Ben trovate, sono davvero molto contenta che lei ci sia. Io direi cominciamo con Lorenzo Maionica. Vorrei, Lorenzo, che tu raccontassi questa storia davvero, davvero indegna, posso dirlo. Un lungo calvario cominciato nel 2003. Tu avevi 400 dipendenti. Cosa è successo nel 2003? Allora, nel 2003 ho acquistato in data 18 novembre del 2003 un compendio immobiliare sito in Salerno, nella zona industriale di Salerno, di circa 100.000 metri quadrati, ed era destinato, diciamo, allo sviluppo di tutte le nostre aziende, sia commerciali e sia industriali agroalimentari. E in quella data, una volta che ho acquistato, a distanza di neanche 40 giorni, praticamente subito dopo l'acquisto, praticamente il compendio immobiliare è stato oggetto di un sequestro preventivo emesso appunto il 30 dicembre 2003, con posto in relazione ad una ipotesi di reato di lottizzazione abusiva dell'area. Questo decreto di sequestro ovviamente è stato impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame di Salerno, il quale ha respinto questo reclamo. Avverso a questo provvedimento del riesame, che aveva appunto respinto il nostro reclamo, abbiamo, diciamo, proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale con sentenza del 2004, di luglio del 2004, aveva annullato con rinvio d'ordinanza che era stata appunto impugnata, dettando i principi con cui il giudice del rinvio doveva uniformarsi. In applicazione a, diciamo, la sentenza di Cassazione, il Tribunale del Riesame aveva annullato il decreto di sequestro preventivo, anche in virtù del fatto che i tecnici nominati dalla Procura hanno, diciamo, redatto una consulenza per cui il reato di lottizzazione in sostanza non era, diciamo, esistente, era inesistente, e anche perché il piano urbanistico, diciamo, della zona industriale di Salerno prevedeva appunto la lottizzazione in lotti da 2.500 metri quadrati, anche se noi in effetti l'abbiamo praticata questa. Tu, Lorenzo, eri nella catena alimentare, giusto? Ti svolgevi a livello di imprenditore in questo settore, no? Io mi occupavo della distribuzione, diciamo, alimentare, non con l'insegna CRAI su tutta la Campania, per cui avevo dei punti vendita sia diretti con 400 dipendenti, sia dei punti vendita affiliati, perché eravamo concessionari, diciamo, del marchio CRAI in tutta la regione Campania, quindi avevamo un fatturato di circa 100 milioni di euro e diciamo, un gruppo di collaboratori di circa 400 persone. Quindi un imprenditore che lavora, e mi pare di capire, dà il lavoro anche agli altri. A questo punto della storia, che cosa succede? Siamo in che anno? Cerchiamo di andare per sintesi per far capire ancora meglio a chi ci ascolta. Che, diciamo, dopo che appunto, la Cassazione aveva, diciamo, emesso questa sentenza per cui mi doveva essere restituito questo terreno, questi suoli, che erano destinati appunto allo sviluppo della nostra attività, con circa la, diciamo, realizzazione di altre 4-5 industrie agroalimentari, per cui avremmo dato lavoro ad altri 400-500 dipendenti, collaboratori, per cui, diciamo, con questo sequestro si è interrotto chiaramente tutto il nostro investimento, anche perché nonostante fosse appunto sopraggiunta questa sentenza di Cassazione che diceva di dissequestrare questi suoli, e il pubblico ministero praticamente ha riemesso senza motivazioni aggiunti un altro sequestro di urgenza, per cui praticamente questo sequestro si è dilungato per parecchio tempo, fino ad arrivare al 2008 con il rinvio a giudizio, per cui con lo spettro della confisca appunto di questo bene, chiaramente le banche non ci hanno più sostenuto, e per cui hanno portato al fallimento, nonché alla chiusura di tutte le nostre aziende commerciali e quindi anche della stessa società immobiliare che aveva acquisito questi suoli. E al rinvio al giudizio siamo arrivati al 2013, dove praticamente il pubblico ministero, che era un nuovo pubblico ministero in quanto il PM precedente era stato, diciamo,
sottoposto ad una serie di sanzioni disciplinari, per cui era stato trasferito in un'altra corte di appello. E questo nuovo pubblico ministero come si è pronunciato? Il nuovo pubblico ministero chiaramente verificò subito, fin da subito, da quando ci fu il rinvio al giudizio, che il reato contestato di utilizzazione abusiva era manifestamente infondato, per cui chiese lui stesso. Manifesta infondatezza, quindi Lorenzo, e siamo al 2013, trascorrono un bel po' di anni. In tutto questo tempo tu che cosa hai fatto? Come ti sei sentito? Perché tu mi dicevi io sono andato sul lastrico e mi sono anche ammalato. Che cosa è successo? Sì, parzialmente, diciamo, dopo l'assoluzione, chiaramente ho avuto una malattia che comunque mi ha tenuto lontano e distante da qualsiasi tipo di attività chiaramente io potessi svolgere, che nel frattempo comunque le attività che avevo erano tutte fallite, per cui economicamente ero veramente ridotto sul lastrico, per cui ho dovuto richiedere addirittura per sopravvivere il reddito di cittadinanza, per cui quelle poche somme, insomma, che riuscivo ad avere, con l'aiuto anche di varie pensioni di mia madre, di mio padre, eccetera, sono andato avanti, insomma. Sei andato avanti. Ora siamo al 2025, nessun risarcimento per te, Lorenzo, ancora, è così? Sì, nessun risarcimento, anche perché in primo grado sostanzialmente lo Stato cerca sempre di non pagare, chiaramente, anche perché un errore commesso da un collaboratore, parliamo comunque di un risarcimento danni di circa 20 milioni di euro, per cui sotto l'ombrello della obbligatorietà dell'azione penale, per cui praticamente il nostro, diciamo, ricorso è manifestamente infondato, dopo che invece il Tribunale di Perugia, dove in un primo momento, in prima istanza, fu lì che abbiamo depositato la nostra, diciamo, causa, la nostra citazione, e a Perugia fu dichiarata invece fondata, fu ammessa chiaramente alla procedura per ottenere questo risarcimento danni. Nel frattempo, sì. Siamo tornati indietro, mi pare di capire. Siamo tornati indietro invece di andare avanti, giusto? Sì. Nel tornare indietro, ovviamente, tu ne hai pagato le spese moralmente, no? E anche fisicamente, perché questo me lo hai detto nella nostra conversazione antecedente a questa intervista in radio. E prima di sentire Irene Testa, lo ripeto, promotrice di questa legge Zuncheddu e gli altri, tesoriere Irene del Partito Radicale e giornalista e conduttrice, e ora da racconto ci informerà a che stato è questa proposta di legge iniziativa popolare, io voglio sentire la senatrice Erika Stefani. Senatrice, ecco, le chiedo subito un commento, una valutazione sua personale di questa vicenda, e poi c'è un dato sconcertante che fa molto rumore. Sono quasi 1000 l'anno le persone vittime di errori giudiziari. Ora, grazie, veramente sentire il racconto del signor Maioli, che veramente ci si chiede se la giustizia sia effettivamente giusta o che non sia invece, come risulta anche da questa narrativa, un labirinto inestricabile nel quale si entra nel momento in cui entri, è anche difficile veramente uscirne fuori. Ora, il diritto, la procedura penale è materia molto articolata. È molto articolata, e chiaramente per poter esprimere magari un'opinione anche, diciamo, tecnica, più da avvocato, quindi da parlamentare, è chiaro che si dovrebbe vedere bene un po' tutti i passaggi, però qui penso di essere sentita più come politico chiaramente che non come avvocato. Per chi ha vissuto questi momenti drammatici, anzi l'opposto, per chi non li ha vissuti è difficile forse comprendere. E quando a volte, ma lo dico anch'io magari anche delle volte anche da politico, no? Quando ci si trova di fronte magari a un'accusa, a un rinvio a giudizio, un avviso di conclusione dell'indagine magari per reati, no?
di varia natura, ci si indigna, ci si appella alle sentenze a una pena esemplare, no? Poi, quando si entra nel processo e si comprendono le dinamiche del processo e si comprende qual è la situazione che si viene a creare per quella persona nella sua vita personale, come il signor Maiolica, che racconta che cosa significa essere oggetto di un procedimento, essere imputato, essere indagato, essere condannato in un procedimento e trovarsi quindi esposto a un fango enorme che ti viene sollevato addosso, l'isolamento sociale, quando tutti ti guardano con sospetto come tu fossi un criminale, e per la famiglia, per l'aspetto economico, perché poi magari si tacciono anche dei momenti, difendersi in un procedimento penale, difendersi comporta anche un costo, sono dei costi anche importanti. Economici e non solo morali, lei ci sta dicendo. Certo, sì, ti sto dicendo, oltre che a quelli che abbiamo detto prima, ci sono anche dei costi, ci sono proprio economicamente, tu devi sopportare non solo la spesa per la difesa, ma devi sopportare anche la spesa per poter mantenerti magari perché non riesci più a lavorare o non avere il reddito che magari avevi prima. Se sei in custodia cautelare, se sei agli arresti domiciliari, se sei in galera, difficilissimo che riesci a svolgere la tua attività. E di fronte a queste situazioni urla veramente, ci si indigna ampiamente. E penso che tutte le iniziative che sono state svolte, che sono state portate avanti, fra queste anche le iniziative di Irene Testa e di tutti coloro che ci credono, che credono che la giustizia deve essere una giustizia vera e che nel momento in cui la giustizia sbaglia, la giustizia deve ripagarti. Ed è per questo tutto il meccanismo del della DDL anche di iniziativa popolare, cosiddetto Zuncheddu. Queste sono Zuncheddu e gli altri, certo. Sì. Oppure anche tutte le iniziative per il risarcimento, per l'errore giudiziario, il rimborso delle spese, poi irrisorio, perché 10.000 euro a procedimento insomma, sono veramente pochi, e che sono state introdotte anche negli ultimi anni. Sono tutti dei movimenti che devono continuare a essere portati avanti proprio per dare sempre un contrappeso, no? Perché a volte, ma lo vedete penso anche voi, è come se la giustizia la portata avanti in Parlamento e dei partiti politici passa spesso, da un giustizialista a un garantista. Giustizialismo, garantismo, è come un'oscillazione, no? Ma questa oscillazione poi comporta nelle vite dei singoli, non è una mera posizione di partito dove sali sul palco e dici tutti in galera oppure tutti fuori della galera. Quelle sono le vite personali. Io, anche a livello di esperienza anche personale, io sono un avvocato civilista, ma quando mi è accaduto di assistere, di seguire, principalmente faccio insomma diritto civile, che mi è capitato di assistere anche dei clienti, anche solo gli arresti domiciliari. Uno, se pensate di cosa significa il carcere, quando voi avete a che fare anche con uno che semplicemente gli arresti domiciliari, cosa significa non poter uscire liberamente, andare a farsi la spesa, non uscire liberamente, andare a trovare i tuoi parenti, avere i contatti con i tuoi amici, con una persona amata. Questo che cosa significa? Sono delle situazioni dove la testa fa fatica anche a reggere. Figuriamoci il mondo all'interno di un carcere, con tutte le problematiche che ci sono adesso nel mondo carcerario. Io spero e auspico che questi temi vengano sottoposti, anche che vengano trattati in Commissione Giustizia per poter fare anche forse anche una disamina un po' complessiva, no, dei temi, perché ci sono varie questioni che vengono ad essere toccate. Una cosa è l'errore giudiziario, cioè dove effettivamente vi è stato un errore che magari viene scoperto alla fine, perché c'è un procedimento magari di revisione di un procedimento. Adesso sta parlando di Stasi, sta parlando del delitto di Chiara Poggi, punto di domanda. Sì, certamente. E se non fosse stato lui, un altro è il risarcimenti, anticipazioni o attendere per l'ingiusta detenzione, la responsabilità dei magistrati, tema delicatissimo da affrontare, cioè fino a che punto un magistrato deve rispondere
Oggi ci sono delle norme che chiaramente non è che che prevedono una responsabilità secret e semplicita del magistrato, perché uno lo condannano in primo grado e poi assolto alla fine dei gradi di giudizio. Ecco, occorre sempre trovare un equilibrio un equilibrio. Irene Testa, la senatrice Stefani è molto chiara, occorre trovare un equilibrio e anche la responsabilità del magistrato è anche una responsabilità personale in questo momento in cui si parla anche di riforma della giustizia. Vogliamo anche ricordare, importantissimo, l'iniziativa di legge popolare, come sta viaggiando e come noi possiamo anche contribuire a far sì che questo progetto, anche perché si parla di un progetto più ampio, che tu stai conducendo da tempo, possa sfondare a questo punto. Ma sì, intanto credo che abbia detto bene in più parti la senatrice Stefani quando parla di labirinto dove a volte finiscono molte persone e da questo labirinto non riescono ad uscirne. Chiaramente questo testo di legge è un testo diciamo che può essere modificato, rivisto, ampliato e sicuramente anche integrato, perché poi sono diversi gli aspetti, no, che vanno considerati, lo diceva la senatrice Stefani, per le ingiuste detenzioni, per gli errori giudiziari, ma io credo che la cosa fondamentale è che il nostro Parlamento colmi in qualche modo questo vuoto normativo, se vogliamo, cioè questa situazione che lascia nel limbo appunto molte persone. Lorenzo ci raccontava prima che è stato costretto a chiedere e ad aggrapparsi alle pensioni della madre e del padre, alle piccole pensioni, a chiedere anche di essere sostenuto, se non sbaglio, anche con una sorta di assegno reddituale, mi aveva raccontato tempo fa, proprio perché non sapeva dove andare, non sapeva come poter andare avanti, no? Dopo la soluzione, perché ricordiamoci che appunto Lorenzo, come tanti altri, e questa proposta è proprio riguarda proprio queste persone, sono tutte persone che sono state assolte, a volte perché il fatto non sussisteva, altre volte assolte per non aver commesso il fatto, ma queste persone però vengono lasciate poi in un limbo per 10 anni, 11 anni, 12 anni, prima di poter ottenere un risarcimento. Si apre poi tutta un'altra questione che riguarda come ottenere il risarcimento, perché anche lì si dovrebbe intervenire, nel senso che non è per niente facile ottenere un risarcimento danni, no? A volte moltissime richieste vengono bocciate. Noi sappiamo che i quasi 1000 ingiuste detenzioni ogni anno che il MEF le rileva perché sono quelle richieste, quei ricorsi che in qualche modo sono andati a buon fine, che hanno ottenuto il risarcimento danni, ma sappiamo che ce ne sono migliaia che invece non riescono a ottenere questo risarcimento, perché a volte basta anche semplicemente che l'imputato non si sia dimostrato collaborativo o che con la sua testimonianza magari abbia indotto i giudici a prendere una decisione sbagliata, insomma, quindi anche lì no, ci sono persone, ritorniamo a Zuncheddu ad esempio. Ritorniamo al nostro Beniamino Zuncheddu, ecco un caso eclatante. È una persona molto timida, adesso anzi diciamo è riuscito anche pian piano ad aprirsi, ma io una delle prime cose che domandavo sempre a Beniamino, ma quando ti interrogavano e quando subivi questi processi, insomma con una condanna a 33 anni al fine pena mai, insomma tu avevi delle reazioni, riuscivi a parlare? E lui mi diceva no, dentro di me avevo voglia di gridare ma non avevo la forza e la capacità di farlo. Lo ha detto anche qui in diretta insieme Irene, sì, lo ricordo benissimo, certo. Significa che anche l'aspetto, come dire, emotivo, psicologico, come è strutturata una persona, sono tutte cose che dovrebbero contare e invece sono cose che alla fine in qualche modo danneggiano persino quell'imputato che si è visto magari subire 20 anni di galera, 10 anni di galera e che viene pregiudicato nell'ottenere il risarcimento danni. Quindi in ogni caso io credo che il buonsenso e la civiltà di un paese dovrebbe consentire a tutti coloro che hanno vissuto un'ingiustizia grave di potersi campare e di non
perché questo assegno prevede che le persone che vengono assolte in attesa della sentenza di risarcimento ottengano un sostegno per poter appunto non essere costretti ad andare a rubare o a vivere sotto i ponti in attesa del risarcimento danni. E come ha raccontato Beniamino, mi permetto di aggiungere, come ci hai detto tu, che eri insieme a Beniamino quando lui è uscito di carcere, non aveva assolutamente nulla, lui era privo di tutto. Se non ci fossero stati i suoi familiari non avrebbe nemmeno avuto nulla di nulla per comprare una cosa minima che magari poteva servire per la sua igiene, per il suo soddisfacimento di bisogni primari. Ecco, in una battuta, perché il tempo sta andando via, Lorenzo Maiolica, siamo in un momento difficile, un clima difficile, starai seguendo sicuramente la riforma della giustizia. Tu sei favorevole alla separazione delle carriere? Certamente sono favorevole alla separazione delle carriere e quindi sono anche per un discorso di una responsabilità diretta del magistrato, perché non è giusto che il magistrato debba in qualche modo, diciamo, scaricare tutte le sue responsabilità sullo Stato, il quale si guarderà sempre bene dal fatto di risarcire da danni commessi dai collaboratori dello Stato, quale appunto in questo caso la pubblica accusa. Perfetto. Senatrice Stefani, abbiamo un minuto, a lei la conclusione di tutto questo discorso molto articolato, molto delicato e molto difficile. Sì, molto difficile trarre delle conclusioni, perché quando ci sono delle soluzioni semplici ai problemi difficili c'è qualcosa che è sbagliato. Diciamo, ecco, diamo una chiosa finale, anche perché, senatrice, mi voglio ricordare questo. Ieri il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha bocciato e fortemente criticato questa riforma della giustizia, additando ovviamente questa riforma in maniera negativa, ma anche diciamo giustificando questa sua teoria con una serie di spiegazioni che adesso qui il tempo non lo abbiamo per diciamo fare un discorso più intenso, più delicato, più difficile, però vorrei ecco che lei desse una battuta su questo. La separazione delle carriere è stato un disegno di legge, un'iniziativa che è nata dal governo e che segue un certo tipo di impostazione. L'impostazione è fatta proprio per cercare di creare un equilibrio, no, all'interno stesso della magistratura. È chiaro che la magistratura, si sentono tutte le audizioni, la vivono come un'intromissione negli propri spazi e temono di poter perdere un diritto che è fondamentale, che è previsto dalla Costituzione, cioè che è l'indipendenza della magistratura. A me dispiace lo scontro ideologico, perché se lo scontro è ideologico non si troverà mai una soluzione, perché ognuno deve capire come deve essere migliorata la propria azione. Non è questo il momento, probabilmente bisogna vedere come avrà una soluzione poi questo disegno di legge quando sarà approvato, se poi ci sarà magari poi ci sarà il referendum. Ecco, la questione è sempre quella. Io invoco l'equilibrio. L'equilibrio. E allora questa parola equilibrio è una parola davvero importante. Io devo chiudere, altrimenti mi chiudono dalla regia. La ringrazio, senatrice Stefani, io la chiamerò ancora perché il suo contributo e le sue valutazioni sono preziose per noi. Grazie. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie a Lorenzo Maiolica, un abbraccio e a presto. Grazie. Buona serata. E un grazie enorme a Irene Teste e al suo preziosissimo lavoro da sempre. Grazie Irene. Grazie Alessandra. E a presto, a martedì. Saluto tutte le spettatrici, gli spettatori, gli ascoltatrici, gli ascoltatori. Ciao! Avete ascoltato Pop Economia. Saldi, saldi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il premio Oscar Robert De Niro hai preso una strada molto pericolosa. Interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di